per il rispetto delle norme anticontagio. 20.000 le persone denunciate nel weekend dalle forze dell'ordine in tutta Italia. Allora, in diretta da Barletta con l'inviato Giacinto Pinto. Ci troviamo sul lungomare di Barletta, nel tratto dove si allenava l'indimenticato Pietro Mennea, l'ex primatista mondiale dei 200 metri. E che cosa è successo in questo punto? Qui in questi giorni tanta gente, troppa gente ha continuato a venire a correre e allora il sindaco di Barletta con queste transenne, con questi New Jersey è stato costretto a chiudere il lungomare dedicato a Pietro Mennea. Ed è polemica sempre qui al sud, in un comune del Vibonese a Filadelfia, dove ieri il parroco ha aperto la chiesa, ha celebrato la messa e ha distribuito la comunione a un gruppo di fedeli. Il servizio è di Claudia Beglieni. La gente sicuramente doveva stare ritirata in casa come da decreto. Per quanto c'è credente c'è disapprovo. Non si doveva fare assolutamente. La rabbia dei cittadini di Filadelfia ce l'hanno con chi ha pensato di poter andare in chiesa indisturbato mettendo a rischio la salute di tutti. Eccole le immagini del parroco della chiesa di Santa Barbara che celebra la messa davanti ai fedeli. Fanno il giro del web, si vede Don Giovanni Primerano che dà la comunione a un gruppo di persone in chiesa. Non potrebbero starci, ma il sacerdote, travolto dalle polemiche, si difende. C'è questo sbaglio, l'unico che ho lasciato la porta aperta, sapendo che in giro non girava nessuno, che gira la domenica era. Dico, se capita qualcuno dall'altare non gli posso dire vai via. Era entrato e basta, ma 3 persone sono entrate. Finora il piccolo comune del Vibonese dal coronavirus è stato risparmiato, solo un caso tra i 5.000 abitanti e un giovane rientrato dal nord Italia che si è autodenunciato e che da casa non è mai uscito. Siamo arrabbiati perché siamo su tutti i media nazionali a questo punto per una vicenda che non ci appartiene, perché dopo il lavoro che abbiamo fatto in questo mese non meritavamo questo. E chi nella Domenica delle Palme alla messa di Don Giovanni ha partecipato ora rischia sanzioni pesanti.